In Toscana, a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, alla Teatro Verdi, è stato consegnato al sociologo e saggista siciliano Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell'Università di Messina, il prestigioso premio internazionale Apoxiomeno, giunto alla 25esima edizione. È stato il sindaco di Monte San Savino, Margherita Gilda Scalpellini, a consegnare le statuette alla professora Agrigentino, esprimendo apprezzamento per l'attività svolta. Nella motivazione, tra l'altro, si legge: per le sue indubbie qualità professionali e scientifiche e in particolar modo per la sua fattiva collaborazione con le forze dell'ordine nell'ambito di iniziative culturali di grande valore. Il premio Apoxiomeno è assegnato a personalità dello sport, dello spettacolo e della cultura italiana ed internazionale che attraverso la loro attività lavorativa o professionale raccontano il lavoro del tutore dell'ordine. Lo stesso Francesco Pira commenta: sono onorato della consegna di questo riconoscimento in un contesto così significativo. Ricevere il premio internazionale Apoxiomeno 2021 per il sociale mi spinge ad impegnarmi ancora di più. In questo momento di emergenza pandemica assume un grande significato per il lavoro di didattica, ricerca e divulgazione che ho svolto in questi anni. Ecco, la rete poteva essere una grandissima occasione per condividere conoscenze, invece è diventato un luogo dove l'odio viene seminato tutti i giorni. Stanno accadendo tante cose terribili. Pensate che la scuola è iniziata da pochissimi giorni e già ci sono 3 ragazzi, 2 sono morti di 15 anni e una in fin di vita, che hanno tentato il suicidio, si sono suicidati o hanno tentato il suicidio, ed è un numero che cresce giorno dopo giorno, perché i nostri ragazzi, i nostri bambini sono sempre più fragili e hanno bisogno di incontrare persone, di coltivare relazioni più che coltivare connessioni, e questo è l'aspetto più deteriore che a volte la rete. Infatti noi ci siamo conosciuti proprio